Gorizia potrebbe diventare un hub europeo. Sì, un hub europeo dell'audiovisivo. Il Friuli Venezia Giulia in generale in questi ultimi anni ha sviluppato questa vocazione legata all'audiovisivo in un modo incredibile, stanno arrivando produzioni internazionali e è un forte centro attrattivo rispetto anche a tutti quelli del paese. Iniziamo con questa prima parte, la formazione, perché poi un territorio per essere veramente attrattivo deve riuscire a avere tutte le maestranze, qualunque necessità ci sia da parte delle produzioni che arrivano, e io credo che Gorizia abbia quel respiro internazionale per poter attrarre ragazzi da tutta Europa che vengano lì a studiare, magari che decidano anche di venire lì a vivere, visto che comunque ha sempre questa unione di popoli, ha sempre avuta, per cui ha anche una creatività molto fervida, una predisposizione all'essere un territorio aperto.